chiamo Barbara Piras, sono più di 10 anni che lavoro in questa cooperativa. Dopo 10 anni, a parte tutti gli imbrogli e tutte le fregature, mi trovo con oggi con 454 euro di stipendio che io non posso tirare avanti. Perciò voglio sapere dal sindaco cosa devo fare. Ecco il nostro collega. Ok? Mi Marco è arrivato. Ma le signore dove sono? No, con la mascherina. Allora, sono Argiolas Ignazio, lavoro da parecchi anni nella scuola civica di musica. Da qualche tempo abbiamo cambiato cooperativa. Da questa parte o dall'altra? Ciao Luca! Dove ci hanno ridotto completamente i soldi comunali, sia cooperative, tutte hanno dato degli appalti a ribasso e quindi mi sono trovato questo mese con uno stipendio di 350 euro. Bensì ne prendevo intorno alle 800-900 euro mensili. A parte quello ci pretendono dei lavori al di fuori delle mansioni stabilite nostre, visto che io, essendo un cardiopatico eccetera eccetera, mi farò fare delle mansioni che io non dovrei fare al lavoro. Cosa chiedete? Chiediamo che sia ripristinato lo stipendio di questo mese, rimetterci tutta la cifra mancante e che sia per i prossimi mesi e i prossimi anni, spero che il comune non dia più appalti del genere a certe cooperative che Di basso rilievo. A basso rilievo, perché noi ci giochiamo il pane qua. Salve, mi chiamo Elisabetta Sodu, lavoro presso la scuola civica di musica dal 2012. Dunque il comune ha deciso di prendere a ribasso una cooperativa che si chiama Scala Enterprise a ribasso. Sono qui per protestare perché sono stata licenziata, questa è la lettera, non ho ricevuto neanche le 350 euro che mi dovrebbero essere state accreditate dopo un mese di lavoro. La categoria è stata... Cioè, fammi capire, per un mese di lavoro vi hanno dato 350 euro? Esattamente. Non sono Ma stata... tutti così? A me 3,97 per 99 ore lavorative. Ok. ho dato... Quanto prendevate prima? 900, 980, 1000 euro. Così? Per 100 ore. Ok. Adesso come fai, Elisabetta? non lo so se sono stata licenziata, spero di... Questa è una lettera di licenziamento però. Sì. Per quale motivo? Non saprei, questo lo dovreste chiedere a chi mi ha mandato questa lettera che si classifica. Adesso cosa farai? La disoccupata per il momento. Chiedo al comune di essere reintegrata, diciamo, a lavoro. Voglio tutto il mio stipendio salariale, anche perché ho fatto lavoro di facchinaggio.